Questa sera ho il piacere di presentarvi Gabriele Cecconi, autore del film Il Seminarista, che stiamo per andare a vedere e con cui avremo modo poi di chiacchierare al termine della proiezione, e anche il nostro ospite Massimo Smuraglia, direttore di numerosi eventi cinematografici della Scuola Anna Magnani, e mi fa molto piacere vedere in sala Giorgio De Giorgi, importante attore della nostra Toscana e soprattutto padre spirituale all'interno del film, uno dei ruoli cruciali, se vogliamo, dico bene? Sì, cruciali e anche, mi permettete di dire, meglio interpretati, perché io ho avuto la fortuna di lavorare con Giorgio tante volte, come tanti altri filmmakers toscani. Giorgio, voglio ricordare che è sempre stato presente ad aiutare tutti i filmmakers toscani che gli hanno chiesto un aiuto, e a me insomma, ha aiutato tante volte, perché ha recitato anche in altri cortometraggi che ho fatto, sui 10 comandamenti, eccetera. Devo dire che andando in giro con il film nei vari festival, quando si parla degli attori, della recitazione, non c'è mai una volta che non mi si dica ma quel padre spirituale è bravissimo. Quindi Giorgio, te lo devo, lo dicono tutti, bravo, grazie. Bene, la tua è una lunghissima carriera, oltre 170 lavori tra documentari, cortometraggi, lunghi di finzione e quant'altro. Avremo modo di incontrare il pubblico dopo per una chiacchierata, e quindi buona visione. Buona visione, grazie. E allora, di nuovo buonasera. La prima domanda, prima di passarvi poi la parola per qualche curiosità, per qualche domanda che volete fare al regista, evidentemente te la chiedo sull'idea, insomma, da dove nasce, ed è interessante il fatto che il film, scritto prima dell'arrivo di questo nuovo pontefice, se vuoi, in un momento in cui la Chiesa sta vivendo forse il momento più difficile, più tragico, se vogliamo, per una serie di scandali, tu abbia pensato in quel periodo, abbia fortemente voluto mantenere una serie di elementi negativi, quali la pedofilia e quant'altro, insomma, che in quel momento erano temi caldissimi, tu abbia voluto mantenere invece sullo sfondo, sfumarli completamente, e mi interessava appunto capire se è stato partorito dalla tua testa in quel momento o se già è un film che era nella tua testa, arrivava da lontano, da qualche altra esperienza. Il film arrivava senz'altro da lontano, perché io da regista, da sceneggiatore, ho sempre pensato che fosse un soggetto interessante, perché non è mai stato fatto un film né in Italia né fuori dall'Italia, mai in tutta, diciamo, la storia del cinema, insomma, su un ambiente come il seminario cattolico minore, lo sottolineo, quindi dove c'erano i seminaristi da 10 anni fino alla quinta ginnasio, perché poi c'era il seminario maggiore, allora c'è ad esempio anche un film di Costanzo sul un collegio dei gesuiti, eccetera, eccetera, però sono in età adulta. Però non è mai stato fatto un film su un seminario minore cattolico che prendesse in esame la formazione dei giovani seminaristi, quindi mi sembrava un soggetto di per sé interessante, perché un ambiente mai conosciuto in un paese fortemente cattolico anche come l'Italia fosse un tema interessante. Ho sempre pensato che fosse così e l'ho portata con me questa idea per tantissimi anni, poi a forza di premi vinti sulla sceneggiatura sono riuscito a racimolare quella piccola cifra per poter fare il film, però ecco, il periodo di gestazione devo dire che è ventennale almeno. Però una lunghissima fase di scrittura, anche con insomma, la splendida collaborazione, a mio avviso, che hai avuto con Ugo Chiti, che è un bravissimo sceneggiatore che ha lavorato con i più grandi, se vogliamo, del cinema italiano anche contemporaneo, e mi sembra che quello che funzioni soprattutto nel film sia proprio la scrittura, non ci sono mai delle telefonate verso lo spettatore, ma invece è qualcosa che fila liscio fino in fondo. Sì, devo dire che appunto se il plot convince, la narrazione eccetera è dovuto al fatto che ci sono state varie stesure di sceneggiature, poi c'è stato anche addirittura un romanzo sugli stessi argomenti, e poi per finire, ma di primaria importanza, la collaborazione di Ugo Chiti, che davvero
essendo anche un grande professionista della scrittura, che come anche un grande regista teatrale, conosce bene i tempi drammaturgici, mi ha dato 2 o 3 consigli veramente importanti. Bene, vogliamo passare la parola a qualcuno di voi per qualche curiosità, qualche domanda? Qualche domanda su... Senti, volevo farti una domanda sugli attori, visto che qui c'è anche, qui da seduto Massimo Smuraglia della scuola Navagnani, come hai fatto il casting? Come hai scelto gli attori? Ma allora, gli attori vengono, parliamo dei seminaristi. Allora, io vengo dalla scuola, ho fatto il professore di italiano e storia nelle scuole superiori per 35 anni a Prato e quindi conoscevo bene la realtà scolastica di Prato, per cui anche i presidi, conoscendomi, mi hanno permesso di fare vari provini nelle scuole. Ho potuto scegliere i seminaristi tra i ragazzi delle scuole di Prato e nessuno di loro aveva mai fatto neanche un cortometraggio, quindi erano alla loro prima esperienza assoluta e anzi è stato anche difficile fargli capire che cos'era un seminario, perché voi cercate di immaginare il balzo culturale, la differenza stratosferica che c'è tra la vita che fanno i giovani oggi e un seminario di quel tipo, così ascetico, mistico, sessuofobico, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato, però mi sembra che nell'ISEM se la siano cavata abbastanza bene e ripeto, sono tutte la loro prima esperienza. Per quanto riguarda invece gli attori adulti, devo dire che mi sono rivolto ai miei classici attori che mi avevano aiutato in altre occasioni. Qui in sala, come ho detto nell'introduzione, ce n'è uno, appunto Giorgio De Giorgi, che ha interpretato benissimo il padre spirituale e davvero devo dire che tutti sottolineano anche la sua bravura, anche nell'immedesimazione di un ruolo che non gli apparteneva culturalmente, nel senso che Giorgio è, anche per chi lo conosce come me da tanto tempo, è molto lontano da quella cultura così come dire, conservatrice, sessuofobica che è impersonata nel padre spirituale, anche se ha saputo restituire a questa figura del padre spirituale l'aspetto dell'affetto che lui nonostante tutto aveva, cioè nonostante le cose incredibilmente, come dire, appartenenti a una chiesa post-tridentina e pre-conciliare, nonostante tutto però lui voleva bene ragazzi e quindi questo Giorgio è stato bravissimo a restituire questo suo aspetto anche di grande umanità. E anche gli altri attori degli adulti sono tutti attori che hanno fatto un po' di teatro, però non c'è nessuno professionista, cioè io per carità non si deve mai valutare, bisogna valutare un film per quello che è, e quindi, però può anche essere utile per chi lo ha visto, una volta che lo ha visto, considerare che questo film è stato fatto con un love budget, ma love sottolineato 10 volte, molto per la cifra con cui noi abbiamo iniziato. Nessun regista neanche esordiente si sarebbe mai messo a girare un film come abbiamo potuto fare noi, e lo abbiamo potuto fare perché io ho potuto contare su un numero grandissimo di amici che mi seguono da tempo e che hanno lavorato gratuitamente credendo in questo progetto. Quindi questo film davvero, sì, so che tutti i registi dicono così, soprattutto gli esordienti, ma io non posso che esimermi da dire che se io non avessi avuto tutti questi amici che mi hanno aiutato gratuitamente come attori, ma anche come scenografie, eccetera, eccetera, io, location gratuite, io non avrei mai potuto fare questo film. E quindi un grazie naturalmente a loro e ancora una volta a Giorgio che è stato bravissimo. Grazie Giorgio ancora. C'è qualche altra domanda da parte vostra? Se no io ho un altro paio di cose da chiederti io. Allora, sicuramente mi interessa chiederti se il bianco e nero è stata una scelta maturata in quel lungo periodo di gestazione della sceneggiatura, quindi in fase di scrittura, o se è stato qualcosa che tu hai realizzato poi
in altre fasi di produzione, cioè era nella tua testa già? Assolutamente, è sempre stato pensato in bianco e nero, anche quando lo scrivevo, anche nella fase di stesura del romanzo. Perché? Perché quel mondo è davvero restituibile, secondo il mio immaginario, come bianco e nero, perché questo, anzi un bianco e nero molto contrastato. Le mie raccomandazioni al direttore della fotografia sono sempre state quelle di realizzare un bianco e nero molto contrastato che richiamasse il dualismo contenutistico del film, cioè il contrasto fra corpo e anima, fra terra e cielo, fra peccato e grazia. Questo dualismo concettuale doveva essere restituito da un bianco e nero molto molto marcato, perché io ritengo che laddove si cerchi di fare un'opera che abbia anche qualcosa di artisticamente valido, si deve sempre cercare un contenuto e una forma che si compenetrano, e quindi io ritenevo che per restituire quel mondo in cui anche i seminaristi a 10 anni erano vestiti con la camicia bianca, cravatta nera, giacca e pantaloni neri, quindi era davvero anche le monture dei seminaristi, ma anche le tonache dei preti sono tutte nere con il collarino bianco, cioè era un mondo in bianco e nero in cui c'era continuamente il richiamo alla contrapposizione semantica, filosofica, teologica fra terra e cielo, peccato e grazia, eccetera. Quindi era fortemente voluto. Io sono sempre pronto a passarvi la palla, se no ho un'ultimissima domanda, più che altro insomma un ultimo tema che mi piacerebbe toccare con te. All'interno del film ci sono anche una serie di ricordi, sottotracce se vogliamo, più o meno anche divertenti se vogliamo. Mi viene in mente quella della censura, la scena appunto dei ragazzi che vanno a vedere una Marilyn che non riescono a vedere intera e che oggi, riflettendoci nel 2015, un po' fa sorridere se vogliamo, ma dall'altra parte ci sono dei temi invece anche politicamente molto interessanti e molto forti. Penso a quel Don Milani che viene citato e alle sue esperienze pastorali, insomma, che ha avuto un blocco dal dogma chiesa se vogliamo, e che prima ti citavo, mi ricorda se vogliamo per certi versi anche come figura e come ideologia magari quello che è stato negli ultimi anni Don Gallo, insomma, però poche figure se vogliamo che in qualche modo hanno cercato di non combattere la Chiesa, ma cercare di affermare che un altro tipo di Chiesa fosse possibile, altri temi, la ricerca, appunto la possibilità di avere un lavoro, di avere una casa, di quelli che erano temi concreti e quotidiani, dovessero rappresentare un gradino ancora più alto. Quindi mi piace ragionare con te su questo e dopo tutta una serie di esperienze maturate cercare di capire se secondo te ancora oggi queste barriere esistono con un pontefice, se vogliamo, anche fortemente politico come quello che stiamo vivendo, qualcosa è cambiato. Parto da questa ultima riflessione, poi spero di rispondere alle tue numerose sollecitazioni in questo senso. Ad esempio, io ho sempre pensato nel mio piccolo, quando appunto salito al soglio pontificio, come si suol dire, un papa come questo, come Francesco, ho sempre pensato che se Francesco dovesse vedere questo film probabilmente non gli dispiacerebbe. Perché? Perché alcune tematiche sono tipiche, ben rappresentate da questo Papa, ad esempio l'attenzione agli ultimi. Ecco, mi sembra che lo potrebbe dire anche lui, che fra il regolamento e il pugliese lui sceglie il pugliese, d'accordo? Basta pensare anche all'ultima cosa che ha detto sull'ICI recentemente. Però quando il film è stato pensato assolutamente non eravamo in questo clima, eravamo in un clima ancora post-conciliare da un punto di vista cronologico, ma pre-conciliare da un punto di vista ancora concettuale, perché il concilio e tutte le innovazioni del concilio non erano state portate avanti con convinzione e attuate. Io adesso sto parlando come un agnostico e laico, non sono cattolico, però ecco, guardo sempre con attenzione quello che è la linea di evoluzione della Chiesa, perché credo che interessi tutti, anche credenti, non credenti e diversamente credenti, anche appunto come sono io.
quando ho pensato al film ancora c'era l'ostracismo, ad esempio, nei confronti dei Tomiani. La cosa che mi interessava era far vedere come la Chiesa in realtà, anche se pianissimo, ma si evolve, cambia. Ad esempio, mi ha piacevolmente sorpreso, però anche amareggiato, constatare che l'arcivescovo di Firenze attuale, il cardinal Betori, ha riabilitato le cronache esperienze pastorali che il Sant'Uffizio aveva proibito grazie proprio all'intervento del cardinal Florite di Firenze. Quindi ecco, quando il rettore dice la Chiesa non cambierà mai, quello che dice oggi lo dirà l'ha sempre detto e lo dirà anche fra 100 anni, non è vero. A me interessava sottolineare la storicità della Chiesa e la sua evoluzione nel tempo. Per quanto riguarda poi anche certe cose che dice il padre spirituale riferite anche alla sfera sessuale, ad esempio, è proprio vero, nella mia esperienza il padre spirituale quando coprì a un certo punto al cinema una donna che ballava, che cantava e si vedeva, me lo ricordo ancora, avevo 10 anni, una giarrettiera rossa, ecco per dire, no? Quindi bastava una gamba, uno scorcio di una gamba per mettere la mano e proibire la visione, e tutti noi in realtà poi continuavamo a vedere il film dentro la nostra mente, che era, sai, molto più morboso di quello che poi in realtà si sarebbe visto, eccetera, perché poi l'erotismo fatto altamente intellettuale, eccetera. Ma la cosa interessante per me è assistere alle proiezioni, sì, nei vari festival dove sono andato, e soprattutto negli Stati Uniti, dove sono andato sia in Florida che a Washington. Il pubblico americano ride moltissimo quando legge, ad esempio, che il padre spirituale dice che la masturbazione fa diventare ciechi. Proprio la gente ride, oppure quando copre appunto Marilyn Monroe, eccetera. Perché? Perché veramente a un ragazzo di oggi quei discorsi appaiono lontanissimi nel tempo, culturalmente molto più lontani dei 50 anni che ci separano veramente. Quindi, in conclusione, ora io non so se ho risposto a tutti gli aspetti, la Chiesa si sta evolvendo, probabilmente certi temi che io tratto, come ad esempio l'obbligo del celibato per i sacerdoti, probabilmente ancora ci vorrà ancora molto tempo prima che questo possa, oppure anche la sessofobia latente della Chiesa, questa concezione della donna come dire sempre come una rivale di Dio, probabilmente rimangono anche in questo papato, perché veramente hanno bisogno di tempi molto molto lunghi, però onestamente devo dire che questo Papa sta smuovendo delle acque che per tanto tempo erano rimaste molto putride, anche sul piano anche dell'accusa della pedofilia, eccetera, eccetera, che io non ho voluto rimarcare con delle immagini, come dire, un po' morbose, l'ho fatto volutamente perché a me non interessava soltanto, come dire, far emergere il caso scandalistico di un singolo prete che abusava sessualmente di un minore, anche se è una cosa gravissima, però a me interessava piuttosto mettere in crisi una Chiesa poco evangelica, molto cattolica ma poco cristiana nella misura in cui l'attenzione verso i più poveri, i più deboli era veramente scarsa. Quindi a me interessava mettere in discussione questo per me era il peccato più grande che la Chiesa ha fatto, perché è stata poco evangelica nei confronti dei più poveri, dei più deboli, perché proprio in un seminario, laddove si sarebbe dovuto mettere in atto il massimo comandamento, che è appunto quello di amare il tuo prossimo, ma soprattutto il tuo prossimo più bisognoso, ebbene proprio lì dove questo si sarebbe dovuto fare, ebbene proprio lì questo non veniva fatto. Bene, e allora ringraziamo Gabriele Cecconi per questo bell'incontro, io vi auguro una buona serata e vi ringrazio per aver partecipato. Buona serata.